Crescere i contagi nelle scuole, è sempre più pesante la carenza di organici. La dirigente scolastica Sardella, auspicabile un cambiamento delle regole delle quarantene. Contagi a Roma, incontro dei presidenti delle regioni per mettere nero su bianco le proposte da inviare al ministro Speranza per semplificare le regole delle quarantene. Presa una posizione forte, spiega il governatore del Veneto Zaia. Blitz vandalico nella notte all'ufficio scolastico provinciale, imbrattata una parete con scritte riguardanti la tragedia di Udine, dove la scorsa settimana al termine di uno stage è morto un 18enne, indaga la questura. I grandi elettori veneti impegnati a Roma nella scelta del nuovo Presidente della Repubblica. Il centrodestra avanza una terna dalla quale esclude la Presidente del Senato Casellati, ma che comprende Trevigiano Nordio. Ennesimo episodio vandalico ai danni di un ristorante ai Buranelli nel cuore di Treviso, e la titolare esasperata dice pronta a dare una ricompensa a chi ci aiuta a trovare i responsabili. Sta diventando sempre più una realtà più importante anche a livello internazionale. Protection for Kids, Onlus trevigiana che si occupa di minori. I diritti dei più piccoli sono in pericolo in tutto il mondo. Giornata della memoria al Polo Culturale di San Biagio di Callalto, una mostra dedicata ad Anna Frank e all'attualità del suo diario, a fare da guida gli stessi alunni dell'Istituto Comprensivo. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Apriamo dunque parlando di scuole e di contagi, perché continua a crescere il numero delle classi interessate da provvedimenti ed è sempre più pesante anche la carenza di organici. La dirigente scolastica provinciale dice auspicabile un cambiamento delle regole delle quarantene. Sono 3.361 nella Marca le classi interessate da provvedimenti, 1.052 in quarantena, 449 in monitoraggio, 1.420 in autosorveglianza e altre 440 con quarantena e monitoraggi. Ancora una volta il Covid colpisce duro le scuole, coinvolti gli studenti e inevitabilmente anche i docenti, con una sempre più cronica carenza di organico che si è mostrata in tutta la sua gravità dopo la pausa natalizia. In media l'appello negli istituti scolastici della provincia manca un 10% di docenti. Questo ha spinto alcuni dirigenti scolastici a procedure d'urgenza. Asilea con un tantam sui social per reperire personale idoneo a salire in cattedra, all'ITIS Planck di Villorba, richiamando in aula gli studenti neodiplomati. Ritengo che abbiano fatto bene, i dirigenti a tamponare in questa maniera, del resto, piuttosto che lasciare le classi scoperte. In aiuto delle scuole e del sistema sanitario i sindaci che hanno aperto le porte dei loro municipi per effettuare i tamponi per i monitoraggi scolastici. L'effettuazione dei tamponi che è proprio quello che più crea difficoltà anche nella gestione dei casi a scuola, perché comunque le scuole riescono anche a gestire la DAD, l'alternanza tra presenza e didattica a distanza. Poi purtroppo l'ingranaggio si inceppa quando devono poi ottenere il tampone finale, quindi per rientrare a scuola. Da più parti, non ultimi i governatori che si sono riuniti oggi a Roma, la richiesta al governo di semplificare le procedure. Non sono un sanitario, ma è auspicabile rivedere le regole, dice Sardella. Ridurrei la quarantena e soprattutto per gli asintomatici, per quanto gli esperti dicono che è pericoloso farlo, però ci rendiamo conto che purtroppo la quarantena degli asintomatici, visto come si sta diffondendo questo virus, blocca comunque le attività. E nella notte blitz proprio all'ufficio scolastico provinciale, un blitz vandalico, qualcuno ha imbrattato una parete con scritte riguardanti la tragedia di Udine, dove la scorsa settimana al termine di uno stage ha perso la vita un ragazzo di 18 anni. Sull'episodio indaga la questura. Lorenzo, 18 anni, morto di scuola. È questa la frase shock accompagnata da diverse chiazze rosse apparsa nottetempo sui muri dell'ufficio scolastico provinciale. Il riferimento alla tragedia di Udine e a Lorenzo Parelli, il giovane rimasto schiacciato da una trave d'acciaio durante il suo ultimo giorno di stage il 22 gennaio scorso. Scritte di questo tipo mi sanno
tanto da strumentalizzazione e credo che non rispettino il dolore di una famiglia. Peraltro dire che si muore di scuola credo che sia il contrario di quello che invece accade nelle scuole. Certo è un episodio gravissimo e triste. Un blitz in piena regola con la questura di Treviso che sta indagando a 360 gradi. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della zona. L'ex provveditorato si trova a fianco della provincia, nel cuore del Sant'Artemio. A denunciare l'accaduto per primo via social l'imprenditore ed esponente politico Luigi Susin. È un atto sicuramente blasfemo e che non fa sicuramente del bene né a Lorenzo né alla famiglia. Resta una riflessione più in generale sulla necessità di unire mondo della scuola, della formazione e del lavoro. Noi imprenditori, questo devo dire è uno strumento veramente indispensabile per capire e far capire ai ragazzi come ci si deve comportare in azienda. Certo, l'incidente come questo è un incidente gravissimo e che non dovrebbe mai accadere. In giornata una mobilitazione è stata annunciata per il 28 gennaio dal fronte della gioventù comunista, sia a livello locale che nazionale. Non si può morire di scuola lavoro, lo slogan scelto nei giorni in cui si è infiammato anche il dibattito sindacale. Nel frattempo al Sant'Artemio sono già arrivati gli operai per togliere le scritte. Agli autori del gesto si rivolge lo stesso Susin. Metteteci la faccia, non fate questi atti blasfemi che sicuramente la famiglia non ha apprezzato, ma chiamate, come in questo caso Antena 3, i giornali, manifestate, fate convegni, organizzate convegni, fate in modo che anche l'imprenditore sia a vostro fianco per fare la differenza oggi, domani e dopodomani. E tornano a salire i contagi in Veneto, 24.312 nuove positività nelle ultime 24 ore, pesante anche il bilancio dei decessi con 53 vittime in un solo giorno e purtroppo tornano a salire anche i ricoveri negli ospedali con 125 nuovi pazienti in area non critica e 7 in più in terapia intensiva. Intanto oggi a Roma i presidenti delle regioni impegnati nell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica si sono incontrati per parlare di Covid e quarantene. Le regioni hanno preso una posizione forte rispetto alla situazione del Covid, le parole al termine dell'incontro del governatore del Veneto Zaia. Abbiamo avuto un'importante riunione con i colleghi presidenti, si è confermata la linea che già dal Veneto abbiamo sempre proposto di adottare le direttive dell'ECDC, ovvero dell'Organismo Europeo per la Prevenzione e la Cura delle Malattie, che ci dice di concentrarci sui cittadini sintomatici, cioè su coloro che hanno sintomi. La pandemia e la gestione delle quarantene al centro dell'incontro a Roma tra i presidenti delle regioni. L'obiettivo è quello di arrivare ad una riforma del piano di sanità pubblica. A iniziare dalle scuole, dove come presidenti chiediamo che vengano messi in isolamento solo i ragazzi sintomatici e per il resto si continui con le lezioni. In pratica ragazzi a scuola se non hanno sintomi, e scuole aperte, e evitiamo questa ipocrisia di dire che abbiamo aperto le scuole quando abbiamo migliaia di classi scolastiche in quarantena. Bisogna pensare di togliere la suddivisione delle regioni in colori, continua Zaia, naturalmente mantenendo il monitoraggio sull'andamento dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Il principio generale, aggiunge il governatore, è quello della semplificazione dell'approccio, prendendo atto della mutata realtà che ci dice, ad esempio, che il contact tracing è saltato. Sono solo alcune delle proposte che sono ovviamente riassunte in un documento generale che presenteremo per l'ennesima volta al Ministro della Salute. Di cambiare le regole lo chiede anche la direzione dell'ULSS 2 alle prese con la difficile gestione proprio delle quarantene, soprattutto nelle scuole. Gli under 12 rappresentano il 30% dei positivi. Dobbiamo renderci conto che chi è positivo, chiaramente contatto di positivo o positivo asintomatico, non ha gli stessi obblighi, le stesse regole da rispettare di chi è positivo con sintomi. Credo questo sia pacifico, tenendo anche conto che oggi abbiamo la variante Omicron che è dimostrato che chi è vaccinato, chiaramente stiamo parlando di vaccinati, con la terza dose sicuramente non ha i problemi che potrebbe avere colui che non è vaccinato. Non è una richiesta che arriva solamente dalle regioni, quella di modificare le regole delle quarantene. Chi gestisce sul campo quotidianamente i positivi
relativi al Covid si unisce all'appello. Nella Marca la media giornaliera dei nuovi contagiati è in calo nell'ultima settimana, da oltre 3.000 a 2.500, ma già da un mese restano stabili i ricoverati in area non critica, circa 300, mentre le terapie intensive sono in calo. Oggi i pazienti sono solo 24. Il 31% dei contagiati però è un under 12. La gestione nelle scuole a volte è lineare e a volte caotica. I tamponi di fine quarantena gratis in farmacia e la nuova piattaforma per le prenotazioni, con già 3.600 appuntamenti fissati, vanno nella direzione di sbrogliare questa matassa. Adesso con la piattaforma sappiamo quanta gente si prenota, per cui potremo orientare le classi nelle ore dove ovviamente abbiamo meno prenotazioni. Partono sicuramente i comuni, da oggi stiamo facendo le prove col comune di Fara di Soligo, col comune di Vittorio Veneto, col comune di Paese. Quindi partendo anche i comuni sicuramente avremo agevolazione, eviteremo alle mamme, comunque ai genitori, di fare code ai centri vaccinali per le scuole. Da Castelfranco l'appello di una telespettatrice, un'insegnante in quarantena con la famiglia, a non penalizzare di contro gli adulti e a rendere più elastico il passaggio tra Covid Point, nella fattispecie Altivole, ed ex Melody, senza fossilizzarsi tra strutture per studenti e non. Stiamo ragionando un attimino per rimodulare l'offerta e quindi garantire la possibilità di fare degli shift, cioè di spostarsi verso il centro che ha meno carico di lavoro. Passiamo alla cronaca. Restano gravissime le condizioni del dodicenne che da domenica si trova in terapia intensiva cardiochirurgica al Cafoncello di Treviso dopo essersi accasciato a terra nel corso di una gara podistica a Vittorio Veneto per un arresto cardiaco. La prognosi resta riservata, la situazione è critica. Stiamo facendo tutto il possibile, dichiara lo stesso direttore generale dell'USL 2 Francesco Benazzi. Continuiamo a crederci, dice, e a sperare. Ha perso il controllo del suo furgone andando a schiantarsi contro un albero, caos sul PUT. Questa mattina intorno alle 9:15 l'incidente lungo viale Cairoli, poco prima di Porta Fragiocondo. L'autista, un 43enne di origini sarde, ha riportato lesioni giudicate non gravi ed è stato medicato al pronto soccorso. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale, a cui è aspettato anche gestire le lunghe code che il parziale blocco della carreggiata ha provocato. Nuovo furto lungo il Terraglio, questa volta presa di mira la casa di cura Villa Napoleon. Le indagini sono in corso, quindi si proverà a capire chi è intervenuto e se appunto anche questo fatto è riconducibile a quelli della banda. La banda a cui fa riferimento il sindaco Paolo Galeano è quella che nei mesi scorsi ha preso d'assalto diverse ville lungo il Terraglio tra Preganziola e Mogliano e potrebbe essere la stessa che ha colpito nella notte tra sabato e domenica la casa di cura Villa Napoleon. I ladri, almeno 2 con il volto travisato da passamontagna, hanno forzato una finestra al piano terra e una volta all'interno hanno prima scardinato una cassaforte, poi in un'altra stanza un armadio che conteneva alcuni oggetti di proprietà degli ospiti della struttura. Bottino circa 5.000 euro. I movimenti dei malviventi sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, fotogrammi ora nelle mani dei carabinieri che stanno conducendo le indagini per dare un nome ai responsabili. E nella zona torna l'incubo, un fenomeno, quello dei furti, costantemente attenzionato dai sindaci insieme alle forze dell'ordine. Il contatto è costante fra i sindaci e le forze dell'ordine. È chiaro che si capisce anche le difficoltà che ci possono essere negli organici. Ognuno di noi continua a fare al meglio il lavoro che è chiamato a svolgere su tutti i fronti e speriamo di arginare il più possibile delle situazioni che ci capitano di vivere sul territorio. Ennesimo episodio vandalico ai danni di un ristorante ai Buranelli nel cuore di Treviso e la titolare esasperata dice pronta a dare una ricompensa a chi ci aiuterà a trovare i responsabili. Ci hanno stufato, ci esasperano, sono arrivata al punto di dire offro una ricompensa a chi mi dà notizie di chi sono questi ragazzi così che continuano a buttare per divertimento. Una provocazione forse, ma una cosa è certa, ormai sono esasperati i titolari della trattoria dei Bana che si trova in uno dei luoghi simbolo della città, i Buranelli. Nella notte tra sabato e domenica l'ennesimo atto vandalico. 3 archi dei rosmarini, poi c'erano dei rami bianchi, delle decorazioni natalizie perché ci piace tenere bene il portico che è anche turistico e così tutto dentro il fiume buttato, più l'ulivo
e una pianta della felicità e un'altra pianta. In acqua ancora i segni del passaggio dei vandali, un vaso e poco più in là un ramo che faceva parte delle decorazioni finite nel Sile. Ieri alcuni operatori di Contarina hanno recuperato le piante, ora andranno pulite dal fango, spiega la ristoratrice, che racconta come quello di sabato notte non sia un episodio isolato. Delle bande di ragazzi si trovano qui sotto i salici o ci buttano sedie dentro il fiume, una volta un tavolo perfino, che fanno vandalismi, poi strappano i rami dei salici piangenti o ci scrivono sulle porte, ci rovinano le porte, anche una porta qua è tutta rovinata. È capitato che avevo un tavolo di tedeschi seduti a pranzo e passati 2 o 3 ragazzi e uno si è abbassato i pantaloni. Maria Toniolo un'idea sui possibili responsabili se l'è fatta in questi anni di vandalismi subiti. Noi pensiamo di nostra idea che siano una banda sempre la stessa che viene da fuori città, dai paesi limitrofi. Una situazione che si è fatta sempre più pesante, da cui l'idea di una ricompensa per chi darà informazioni utili. Una taglia per i ragazzi giovani, di dare una mancia cospicua a chi mi dà informazioni. Per la titolare del ristorante, i lavori socialmente utili potrebbero essere per i responsabili un modo per comprendere l'errore commesso. Pulire lungo le mura le erbacce, così fargli accompagnare magari a fare la spesa degli anziani. Su quanto accaduto ai Buranelli interviene l'assessore comunale Alessandro Manera, che dice è un'idiozia, invito i responsabili a venire a chiedere scusa. Un'idiozia, secondo me, fatto da qualcuno che passava di là, qualche ragazzo, immagino, non penso siano stati degli anziani di notte a fare quella cosa lì, sappiano che ci sono telecamere e quando li pescheremo, come è sempre avvenuto, stavolta le orecchie gliele stacchiamo proprio, perché è ora di finirla, che poi abbiamo dovuto allertare Contarina la domenica mattina, far fare i lavori, mettere a posto, sono andati in ritardo altri lavori di pulizia della città. Per cosa? Per fare sta idiozia qua? Siamo stati tutti ragazzi, so che ti viene voglia di fare un po' di casino, però ci sono altri modi, magari avevano bevuto qualche ombra di troppo probabilmente, però questo non giustifica e quindi è meglio, glielo suggerisco vivamente, che vengano loro a chiedere scusa, il sindaco deciderà quale punizione esemplare dargli, perché la punizione ci sarà, perché non è che viene a chiedere scusa, non hai più 3 anni. Inizia a prendere le misure della Marca il nuovo prefetto Angelo Sidoti, che ha comunicato che per la settimana prossima convocherà in prefettura un tavolo dedicato alla sicurezza a Treviso, a cui inviterà il sindaco del capoluogo Mario Conte, la provincia e i rappresentanti delle forze dell'ordine per valutare la situazione nel territorio. All'ordine del giorno pandemia, ordine pubblico in città, furti e incidenti stradali. Alloggi a giovani coppie in centro storico. Dopo la proposta lanciata dalla CISL, questa sera sentiamo la risposta del sindaco di Treviso, che sul caso alloggi popolari maltenuti va giù duro con l'ex consigliere Pier Antonio Fanton. Lanciare proposte è sicuramente importante, però bisogna poi fare i conti con la realtà. Risponde così il sindaco Mario Conte all'appello lanciato ieri dalla CISL sugli alloggi in centro storico per giovani coppie. Il sindacato propone al comune di stimolare, per così dire, con interventi mirati, i proprietari dei negozi vuoti e sfitti della città, affinché li convertano in appartamenti da affittare con canone calmierato per riattivare la residenza in centro. Per il sindaco facile a dirsi, difficile da farsi. Stiamo facendo un'indagine attraverso gli enti che hanno proprietà immobiliari, le proprietà del comune stesso e anche con i privati, perché ci sono delle opportunità, anche se non proprio in centro storico, nella primissima periferia, che potrebbero dare dei risultati importanti proprio da questo punto di vista. Risposte, sottolinea il sindaco, che difficilmente possono venire dall'Ater, e qui invece risponde anche alla polemica innescata dall'ex consigliere Pier Antonio Fanton sulla gestione e assegnazione delle case popolari. Noi come amministrazione guardiamo la qualità della vita. Certo, c'è molto da lavorare, c'è molto da migliorare,
però non mi fido di quelle persone che ieri ti chiedono un incarico e oggi, siccome non l'hanno ricevuto, gridano allo scandalo. Ieri magari chiedevano di diventare presidenti dell'Ater e quindi mi domando se questo allarme lanciato sia soltanto dovuto a una delusione perché quella carega che avevano chiesto non è stata assegnata o se veramente hanno a cuore il futuro degli alloggi popolari. Lutto nel mondo della ristorazione trevigiana, è venuta a mancare la decana della pizzeria Arlecchino di Ponzano Veneto. Argentina Tessaro, di 92 anni, è deceduta. I funerali si svolgeranno sabato 29 gennaio alle 9:45 nel palazzetto in via Don Geron, dietro la chiesa di Paderno. Sta diventando una realtà sempre più importante anche a livello internazionale Protection for Kids, Onlus Trevigiana, che si occupa di minori. I diritti dei più piccoli sono in pericolo in tutto il mondo, bisogna agire subito, il loro messaggio. Possono sembrare due tematiche scollegate, ma l'utilizzo dei social network è estremamente connesso con quella che è la tratta di minori e anche la pedopornografia. È un legame a doppio filo che si è infittito con la pandemia e il conseguente boom delle nuove tecnologie, quello seguito da Protection for Kids, Onlus nata a Castelfranco Veneto, impegnata senza sosta nella tutela dei diritti dei minori sia a livello locale che internazionale, l'ultima missione nei campi profughi delle isole greche, dove i più vulnerabili sono sempre più piccoli. Protection for Kids è partita, avevamo circa 4 mezzi, di cui un bilico, che ha portato 33 bancali di beni di prima necessità, quindi più di 700 scatoloni, e che hanno portato ovviamente viveri, medicinali, ma anche vestiti per affrontare la stagione invernale. Un'autentica task force che vede in campo tanti giovani trevigiani, proprio come Anna Chiara, 23 anni appena, e una laurea in diritto internazionale all'Università dell'Aia. La scelta di dedicarsi agli altri nel corso di un'esperienza all'estero per una ONG, quando poco più che maggiorenne entra in un bordello a Kathmandu in Nepal. È qui che scopre l'inferno. Quando sono entrata all'interno di questo bordello, ovviamente mi sono dovuta presentare, introdurre a quelli che sono i trafficanti di minorenni e ho dovuto stringergli la mano con una sorta di indifferenza, fingendo una parte che non era assolutamente la mia, fingendo la parte della cliente. E potete immaginare che l'unica cosa che avrei voluto fare nel momento in cui ho stretto la mano a questi trafficanti sarebbe stato quello di urlare, di denunciarli, però poi insomma all'interno di questo dance bar abbiamo fatto anche delle fotografie che poi sono servite per denunciare. 10 milioni minori al mondo vittime ogni anno di tratta, uno scempio contro cui si batte Protection for Kids, Onlus Trevigiana, che sta crescendo in fretta come i suoi volontari. È il primo spettacolo inedito ad andare in scena dopo la riapertura dei teatri a piena capienza. Debutterà al Mario del Monaco di Treviso dal 22 al 25 febbraio. Stiamo parlando del musical di Red Canzian Casanova, opera pop che ha visto la prima assoluta a Venezia al Teatro Malibran. Grande successo al Teatro Malibran di Venezia per Casanova, opera pop, il musical teatrale concepito, composto e prodotto dal musicista trevigiano Red Canzian e tratto dal best seller di Matteo Struccol, Giacomo Casanova, La sonata dei cuori infranti, con la regia di Emanuele Gamba. Io vi conquisterò portandovi in alto fino a dove non immaginate. È la storia di Giacomo Casanova al rientro dall'esilio. 2 ore di spettacolo in 2 atti, 35 brani inediti, 120 costumi, oltre 30 cambi scena, con rappresentati tra gli altri un suggestivo bacino di San Marco con le sue gondole, la Scala del Bovolo e la Basilica di San Marco in festa, animata da giocolieri e grandame di corte.
Nella parte di Giacomo Casanova il talentuoso Gianmarco Schiaretti, già protagonista in Notre Dame de Paris e Giulietta Romeo. Accanto a lui nella parte dell'incantevole voletiva Francesca Erizzo, destinata a conquistarne il cuore, la giovane già affermata Angelica Cinquantini, volto familiare della fiction televisiva. Red Canzian, sebbene fortunatamente fuori pericolo, ancora ricoverato in ospedale, ha voluto comunque presenziare alla prima con un toccante saluto. Stasera purtroppo per un problema di salute non posso essere lì con voi, anche se il mio cuore, vi assicuro, è proprio lì. Giornata della memoria al Polo Culturale di San Biagio di Callalta, una mostra dedicata ad Anna Frank e al suo diario, a fare da guide gli alunni dell'Istituto Comprensivo. I diritti negati di Anna Frank sono purtroppo i diritti negati anche a tutti i bambini, ragazzi, adulti, donne, ancora oggi. Non a caso la mostra che fa tappa al Polo Culturale di San Biagio di Callalta, fortemente voluta dall'Istituto Comprensivo, si concentra sull'attualità della drammatica vicenda che colpì la giovanissima Anna Frank e la sua famiglia. Questa mostra è veramente molto importante ed è arrivata qui direttamente su concessione della Fondazione Anna Frank House di Amsterdam. Anna Frank infatti è una storia che può essere vista come una storia attuale, perché ancora oggi purtroppo ci sono discriminazioni e i visitatori quindi sono spinti, soprattutto i giovani ma non solo, a riflettere sui diritti umani, perché sono importanti le leggi ma è importante anche l'azione del singolo. Aperta ogni giorno dalle 9 alle 11, dalle 15.30 alle 18.30 fino al 30 gennaio, la mostra viene illustrata da giovanissime guide, i ragazzi stessi dell'Istituto Comprensivo. Matteo, prima media, racconta che per informare gli altri bisogna innanzitutto conoscere, studiare. Impossibile, dice, non essere colpiti dalla storia di Anna e dal suo diario. Intanto ovviamente i diritti negati in questo modo assurdo. C'è una pagina dove dice una frase che penso sia la più bella del diario: la carta è più paziente degli uomini. Apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Bilancio dell'attività dei carabinieri sulle piste bellunesi: centinaia di interventi, ma sciatori e gestori dei rifugi molto rispettosi delle regole. 284 interventi di soccorso sulle piste, quasi 3.000 controlli Green Pass. Il comando provinciale dei carabinieri di Belluno stila il resoconto dell'attività sulle piste da sci e il bilancio al 20 gennaio è corposo. 240 le cadute accidentali in pista sulle quali si è reso necessario l'intervento dei militari, 27 gli scontri tra sciatori. Sono oltre 60 militari impiegati in questa attività di vigilanza e soccorso. Dall'inizio dell'anno e dalla stagione precisamente sono stati effettuati circa 300 servizi che hanno visto il nostro intervento in ben oltre 500 occasioni. Oltre 36 persone hanno riportato infortuni superiori ai 30 giorni. Sostanzialmente corretto il comportamento degli sciatori. È il comprensorio di Alleghe quello che in questa stagione invernale ha finora impegnato maggiormente i carabinieri, con 107 soccorsi a fronte dei 63 di Arabba e dei circa 40 di Cortina, Falcade e della Val di Zoldo. Solo 11 le contravvenzioni, principalmente per violazione dei regolamenti delle piste. 693 invece i controlli Green Pass, sempre ad Alleghe, quasi il doppio ad Arabba, 1235. Sì, perché l'inverno 2021-2022 ha anche questo fronte da monitorare a tutela di chi frequenta le piste. Questa stagione invernale è anche particolare il compito devoluto ai nostri militari, che è quello di controllare il rispetto dell'applicazione della normativa di contenimento del Covid. Sono state oltre 700 le persone controllate, tutte in regola, in possesso di regolare Green Pass rafforzato. I rifugi e le strutture che gestiscono gli impianti di risalita sono risultate in regola. Dopo una lunga malattia si è spento Lionello Bellotti, ex professore di matematica e già vice sindaco di San Vito di Cadore. L'uomo, 60enne e originario di Comacchio, è mancato domenica sera all'ospedale di Belluno. Da 1 anno e mezzo combatteva una difficile battaglia dopo che era stato morso da una zecca infetta. Per Natale era riuscito a tornare a casa, ma la malattia ha avuto il sopravvento. Lutto in tutto il Cadore, dove l'uomo era molto conosciuto e apprezzato.
La partita è strategica per i territori montani, parliamo di finanziamenti europei. Da oggi c'è un nuovo servizio di Camera di Commercio e GAL Prealpi e Dolomiti destinato a imprese e famiglie. Diamo l'opportunità alle imprese del territorio di conoscere ovviamente quali sono le opportunità che la Comunità Europea mette a disposizione con i bandi, ma non solo alle imprese ma anche alle famiglie e ai giovani, perché questo si rivolge a 360 gradi a tutta la popolazione, non solo bellunese ma sia di Verona che di Vicenza. Guarda tutta la montagna veneta il nuovo servizio avviato dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno con il GAL, il gruppo di azione locale Prealpi e Dolomiti. L'obiettivo: favorire l'accesso ai bandi dell'Unione Europea. Non c'è infatti soltanto il PNRR, la partita delle partite, le opportunità per le terre alte stanno anche nella cooperazione transfrontaliera e negli strumenti specifici dedicati ai privati, spesso ancora poco noti. C'è una carenza di conoscenza dell'Europa, direi a 360 gradi, a partire dalle famiglie alle imprese, e questa nuova azione deve proprio aiutare a far conoscere e a far capire che la Comunità Europea è una comunità non solo di decisioni, non si può fare questo, non si può fare quello, ma bensì di sviluppo economico e non solo economico. Innovazione per le imprese e la pubblica amministrazione da un lato, sostenibilità soprattutto alimentare dall'altro, queste le priorità del nuovo ufficio che, nonostante i tempi ancora di pandemia, sarà fisico. Gli uffici del centro Europe Direct sono aperti tutti quanti i giorni dal lunedì al venerdì e sono aperti sia fisicamente presso la nostra sede a Trichiana e da oggi anche presso la Camera di Commercio di Belluno e Treviso, sede di Belluno, ma sono contattabili da sempre telefonicamente e per tutte le imprese, per tutti i cittadini che vogliono avere informazioni, gli uffici ovviamente si rendono a disposizione per dare qualsiasi tipo di informazione a 360 gradi sulle opportunità che l'Europa sta portando avanti in questi mesi. È tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Aglio bianco Polesano Top, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano Top. Bentrovati al meteo. Anticiclone sull'Italia, tempo stabile ma con alcune insidie, nebbie anche fitte e problema smog. Il dettaglio di mercoledì 26 gennaio. Sul Veneto cielo in prevalenza nuvoloso in pianura con nebbie diffuse, in parziale dissolvimento in mattina e localmente in nuova formazione di sera. In montagna e sulle prealpi maggiori schiarite in giornata. Prosegue la fase siccitosa, le ultime precipitazioni degne di nota a livello regionale risalgono infatti a inizio gennaio ed ecco che dovremo fare i conti anche con l'elevata concentrazione di sostanze inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera. Quella di mercoledì sembra proprio essere la giornata peggiore in pianura padana. Un graduale miglioramento poi dovrebbe avvenire giovedì quando si avrà un certo rimescolamento dell'aria. Ma diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra -2 e 2 gradi, massime invece sui 3-5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche nube al mattino ma non sono previste piogge, ampio soleggiamento a seguire. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 4-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo risulterà terso e limpido. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Aglio bianco Polesano Top, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano Top.